Conseguire da oggi la patente di guida costerà fino a 1.000 euro, cioè dovuto al fatto che l'Agenzia delle Entrate ha dato lo stop alle esenzioni sulle lezioni di teoria e pratica applicando l'IVA del 22%, dovuto alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dello scorso marzo ha stabilito che debba essere revocato il regime di esenzione dell'IVA sulle lezioni tenute presso la scuola guida. Ciò ha messo sul piede di guerra le scuole guide, che hanno subito avviato una mobilitazione nazionale, in quanto si è detta anche preoccupata della retroattività del provvedimento. Per il fisco infatti la norma è retroattiva e interessa circa 4 milioni di patente conseguite dal 2014 a oggi, un vero problema per le scuole guide che dovranno provvedere di tasca loro a pagare, considerando che sarà problematico rintracciare dopo tanti anni i clienti che hanno ottenuto presso la loro agenzia la patente. In merito anche le scuole guide di Agrigento si sono riunite per affrontare il problema e trovare una soluzione facendo ricorso nelle sedi opportune a tale provvedimento, in particolare per la sua retroattività. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre di quest'anno, numero 79, praticamente è stato un fulmine a ciel sereno in quanto, riprendendo una sentenza della Corte di Giustizia Europea, stabilisce che le attività delle autoscuole non sono più esenti IVA secondo un articolo del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 72. Cioè significa che a far data, secondo questa risoluzione delle Agenzia delle Entrate, quindi a partire dal 2 settembre di quest'anno dobbiamo applicare per le nostre prestazioni didattiche anche l'IVA al 22%. Ma la cosa assurda è che non solo ci indica che dobbiamo applicare l'IVA, ma anche parla di retroattività, cioè significa per tutti gli esercizi ancora fiscalmente accertabili dalle Agenzie delle Entrate dobbiamo pagare quindi pure l'IVA, cioè andare dai nostri clienti e chiedere a chi ha conseguito la patente dal 2014 fino adesso di versare l'IVA che non hanno versato allora. Allora, per quanto riguarda la nostra categoria, infatti noi come consorzio ci siamo organizzati ieri un incontro con tutti gli associati per vedere come comportarci. È chiaro che dal 2 settembre saremo costretti a applicare l'IVA, ma non ci fermeremo qui perché a livello nazionale le nostre categorie che ci rappresentano, associazioni sindacali che sono la Confarca Unasca, hanno indetto per giorno 18 un incontro nazionale a Roma per iniziare le nostre proteste a livello nazionale, chiamando dei politici a intervenire su questa vicenda e inoltre anche a livello provinciale, regionale, quello che c'è da fare. Saremo assistiti da tributaristi, da commercialisti per ottenere quantomeno eliminare soprattutto la retroattività. Ma non solo questo, ma come già è successo per esempio con i medici, di poter rinviare l'introduzione dell'IVA il 1° di gennaio del 2020 e chiedere un'aliquota ridotta, perché noi sappiamo che questa IVA inciderà soprattutto sui clienti, cioè naturalmente sui clienti, quindi per conseguire una patente avranno un costo in più di 22%. Ma non è solo per quanto riguarda il conseguimento della patente, noi parliamo di patenti professionali, per esempio CQC, ADR, patenti superiori, che sono delle patenti professionali che consentono di poter svolgere una professione. Tutto nasce perché nella sentenza della Corte di Giustizia Europea loro indicano che il nostro insegnamento non è da inquadrare in un insegnamento scolastico nemmeno universitario, però noi siamo a tutti gli effetti degli enti di formazione. Che è assurdo pagare 5 anni di retroattività, capito? Dico, la mettono ora, paghiamo, ora la gente ormai è informata e quindi non può ridire niente, ma quelli 5 anni di prima non è possibile andare a chiamare tutte le persone e dire oppure faranno pagare a noi, che è una cosa assurda, perché ogni patente inciderà sulle 150 euro d'allievo, quindi si faccia il conto che magari un'autoscuola che fa, non lo so, 100 patenti in un anno, il costo per un'autoscuola cosa avverrà? Possiamo chiudere tutti, io chiudo, gli consegno le chiavi e me ne vado, come io, come tante autoscuole.